uno dei nostri clienti più grandi è l'aeroporto di Venezia. Perché fa parte di quella cosa, sai, che sono in aeroporto e dici cazzo, ho dimenticato il souvenir per la zia e gli porti la bottiglia di Bellini. È un po' come se andiamo a Parigi e ci mangiamo la baguette, andiamo in Spagna e portiamo l'amone iberico a casa. Cioè fa parte un po' di quegli acquisti lì che fanno parte... Sono stato a Venezia. Esatto, fa parte dell'experience veneziana. Al dente, come la cottura della pasta, che per noi italiani è sinonimo di perfezione. Qui, con ospiti di eccellenza, parliamo d'Italia nelle sue espressioni migliori. È pronto! Al dente, l'Italia a regola d'arte. Continua la stagione 2 di Al dente e noi apriamo le porte della nostra tavola, del nostro ristorante o comunque del nostro podcast a eccellenze italiane. Oggi parliamo di un prodotto e poi anche di un'azienda iconica e quindi ho il piacere di presentare la terza generazione di Casa Vinicola Canella, fondata nel 1947. Tommaso Canella, ben arrivato. Grazie mille. Allora, qui oggi si parla di Bellini e Sì. non solo, però si parlerà insomma di vino e di tutto ciò che sta dietro anche a questa storia che è piena di fascino. Partirei però proprio da un po' gli inizi, no? Per contestualizzare anche la chiacchierata. Sì. Quando e come è nato tutto? Sicuramente abbiamo un prima e dopo Bellini. Nasciamo nel 1947. Dopo la seconda guerra mondiale. Noi veniamo da Sandona di Piave in provincia di Venezia, quindi diciamo che tutto il panorama post prima e seconda guerra mondiale è bello interessante. Mio nonno comincia a muovere i primi passi nell'osteria di mia bisnonna, di sua madre, e comincia a prendersi cura, adesso fa un po' ridere da dire così, però comincia a prendersi cura della carta vini. Ovviamente dobbiamo considerare il fatto che negli anni 40 siamo molto distanti dal concetto di wine bar, cioè ci sono le osterie fumose, ci entrano solo gli uomini. Le donne entrano per prenderli dall'orecchio e riportarli a casa dopo che hanno bevuto troppo. Esatto. Bianco d'estate, rosso d'inverno, se proprio vogliamo fare una distinzione, e lì ma finisce. se proprio. Esatto. Parliamo sicuramente di un periodo in cui non esistono denominazioni, non esiste tutto ciò che c'è ora legato al mondo del vino. Mio nonno comincia in maniera estremamente artigianale a giocare un po' col vino, vedere cosa succede facendolo reagire, sai, con dello zucchero, dell'anidride carbonica. Dico questo perché dopo si rende conto che ciò che crea un pochino la differenza anche di percezione in un periodo in cui il vino era fermo ed era anche molto alto di livello alcolico, comincia a capire che la strada che lui vorrà prendere è quella del prosecco. Consideriamo il fatto che mio nonno non era un grande amante del vino strutturato da 14, 15, 16 gradi alcolici. Comincia quindi a interessarsi, mentre comunque si sta evolvendo molto in Italia il mondo del vino, a tutta una varietà di vini tipicamente veneti. Dopo cosa succede? Nel 1988, e questa è un po' la boa per noi, il turning point, comincia tutto il discorso legato al Bellini, che insomma quindi arriva ad avere 30 anni, 35 anni, e per noi è stato, diciamo, il grande cambiamento della nostra azienda, che ad oggi diciamo che resta comunque nel versante del vino, però il focus grande ovviamente è quella dei cocktail, degli aperitivi, di cui il Bellini è sicuramente il più importante e famoso. E partiamo anche un po' dal nome, no? Sì. Legato anche insomma al mondo dell'arte. Certo, il Giambellino, pittore del 1500, veneziano. Il nome nasce proprio dal colore tipicamente rosa, perché il Giambellino, il Bellini, disegnava in questo rosa antico le toghe dei santi, quindi da lì prende il nome. Il rosa antico è quello che indossi anche sulla camicia. Sempre, per contratto io devo sempre avere qualcosa di rosa. Infatti non si vedono i calzini, però sono rosa anche i calzini. Questo è anche un podcast, quindi ci vedo. Ok, però il calzino comunque è difficile da contratto, se no mi licenziano. Cioè, devo sempre avere qualcosa di rosa addosso. E quindi insomma stavi dicendo si è ispirato insomma al rosa antico. Diciamo che il cocktail nasce proprio dal rosa antico, nasce come colore da questa ispirazione del mondo dell'arte, e nasce sicuramente anche per un discorso, vorrei dirti, quasi geografico, nel senso che negli anni 50 appunto Prosecco e pesche bianche sono due eccellenze tipicamente venete.
E quindi è stato presto fatto durante la calda estate veneta, dove insomma Ce li abbiamo qui. ce li abbiamo qua, prendiamo una, prendiamo l'altra, vediamo cosa viene fuori. E il colore, la pesca bianca comunque la polpa è bianca, il prosecco è comunque giallastro, diciamo, mettendo assieme viene questo colore non particolarmente attrattivo. Viene quindi colorato alla fine con un paio di gocce di lampone per donargli il tipico Il colore tocco rosa. Esatto. del rosa che poi insomma tutti conosciamo Esatto. da diversi anni a questa parte, è dato proprio dal tocco dei lamponi. Il tocco del lampone, sì. Bene, e l'intuizione quindi è stata poi quella di imbottigliare un cocktail che era già famoso Sì. e stava Sì, perché, spopolando. perché questo è il concetto, e adesso veniamo un po' ai giorni nostri. Si parla molto del ready to drink, si parla molto... Io quando parlo del mio prodotto, questo è un po' paradossale, io dico che se io e te siamo in spiaggia, ok, e ordiniamo un mojito, e ci arriva un mojito da una bottiglia, abbiamo tutto il diritto che ci girino le balle, capito? Il fatto è che il Bellini, la bontà del Bellini parte dalla frutta, quindi la nostra ricerca è solamente e principalmente sulla frutta. Ovviamente poi c'è la parte vino, ma la parte vino, voglio dire, è da 75 anni che la portiamo avanti, quindi insomma ci sentiamo belli strutturati su quella. La parte dove invece continua la nostra ricerca e continua la nostra espansione è quella proprio della frutta, ed è quello che ci rende diversi, diciamo, dal tipico ready to drink. Perché io ti facevo l'esempio del mojito prima, perché in qualsiasi posto del mondo in cui tu ti trovi, menta, zucchero di canna, rum, te lo trovi e ti fai il tuo mojito. Il Bellini ha bisogno della pesca bianca, da non confondere con la pesca gialla, perché allora, la pesca bianca tipicamente veneta, anni 60, Veneta, Emilia Romagna, ok. Super famosa negli anni 50-60. Dopodiché cosa succede? Viene la pesca gialla, la pesca noce, a cui siamo un pochino più abituati, e tutti l'agricoltura ha questo grande cambio per cui la pesca bianca è estremamente delicata. Tu sai, anche da trattare Sì, ma anche banalmente, se tu apri una pesca bianca perché hai voglia di mangiarti una pesca bianca, ti giri un attimo e riguardi la pesca bianca, è già ossidata, cioè è molto delicato come frutto. Noi diciamo che per il nostro Bellini abbiamo una parte che arriva dall'Emilia Romagna, da dei nostri fornitori storici, e poi una parte ce l'abbiamo proprio noi a San Donà di Piave nel nostro sito, e quindi proprio casa, esatto, ci stiamo proprio dietro. Tanto lavoro per poi avere un periodo di raccolta che è estremamente breve. E il nostro piccolo segreto... Si gioca lì la partita. Si gioca lì. Il nostro piccolo segreto banalmente è quello di aspettare che la pesca bianca possa raggiungere il picco massimo naturale di zuccheri e di sapore, perché l'industria purtroppo della frutta, man mano che sto commercio diventa sempre più veloce, impossibile da starci dietro, ragiona in modo per cui per me, che vado al supermercato e devo vedermi la pesca bianca attraente sullo scaffale, vuol dire che per vederla bella, capito, con le tonalità rosa che mi piace, che me la fa prendere, vuol dire che l'hanno tolta dalla pianta che era ancora verde e quindi non ha maturato quella parte lì. Noi abbiamo fatto in modo che tutti i nostri aperitivi possano avere il lusso di aspettare che il frutto sia pronto per noi, non dobbiamo venderlo a nessun altro, noi dobbiamo lavorarlo una volta che il frutto è pronto, e quindi lì sta il piccolo... Qual è il periodo dove si gioca la partita adesso utilizzando fine luglio, inizio agosto. Ah, vedi? Sì, periodo sì. estivo, quindi sì, tutti all'opera. Esatto, poi sai, tra Veneto e Emilia Romagna lì c'è pesta. Senti, ma ci sono delle varianti rispetto a come lo conosciamo noi che stanno emergendo magari recentemente, allora, del Bellini? Questo è un po' anche l'errore, è il dubbio che ogni tanto trovo gente in giro per il mondo che va a farsi le vacanze e mi manda le foto dei menù dei bar e mi dicono guarda Bellini, e dico cioè, non sono io. Nel senso, il cocktail è un marchio registrato dall'Albo dei Cocktail italiano, e anche le altre varietà dei nostri prodotti, Rossini, fatto con le fragole, Mimosa, arance, Puccini col mandarino, sono tutti, cioè, stiamo parlando di nomi comuni di cocktail come il Negroni, come lo Spritz, come nomi che sono nomi comuni di cocktail. Sì, che tutti insomma sentiamo anche quotidianamente. Però... Esatto, e noi lo imbottigliamo. Diciamo che il Bellini, e dopo torneremo sicuramente su questo, ha l'enorme vantaggio di essere legato a doppio filo con la città di Venezia, e io dopo, anche proprio a livello personale, mi innamoro del mio prodotto nel momento in cui capisco, girando un pochino il mondo, quanto la gente ama Venezia.
Cioè c'è gente dall'Asia, dall'America, dal Sud America che risparmia una vita per farsi una settimana a Venezia. E è forte questa immagine. È anche, ti dà carica, immagino. Mi dà un sacco di carica, mi dà un sacco di responsabilità, mi dà un sacco di passione, perché rappresenti il sogno per una buona parte del mondo. Cioè uno vuole andare a Venezia e bersi un Bellini. E a me piace molto questo discorso perché mi piace essere viaggiatore e mi piace andare a immedesimarmi nella cultura in cui vado. Ma anche da un punto di vista commerciale. Sì, guardare con gli occhi, sì. Non con i tuoi occhi, la realtà, il mondo. Sì, ma anche considera che uno dei nostri clienti più grandi è l'aeroporto di Venezia. Perché fa parte di quella cosa, sai, che sono in aeroporto e dici ah cazzo ho dimenticato il souvenir per la zia e gli porti la bottiglia di Bellini. È un po' come se andiamo a Parigi e ci mangiamo la baguette, andiamo in Spagna e portiamo l'amore iberico a casa. Cioè fa parte un po' di quegli acquisti lì che fanno parte. Sono stato a Venezia. Esatto, fa parte dell'experience veneziana ed è molto bello voler insomma andare a rendere sempre più veritiera e sempre più reale questa visione che tu hai di volerti connettere con la città, con una città così importante. Certo, adesso dicevi giustamente che per lavoro, poi entriamo anche un po' nei dettagli di quello che fai, come ci sei arrivato e insomma anche quanto peso hai nel portare avanti un'azienda del genere, ma come viene percepito e visto il Bellini nel mondo? È un po' questo discorso qui, cioè è molto legato, sai, anche a proprio l'essere italiano, il godersi l'aperitivo, il godersi il momento, cioè fa proprio parte, insomma, adesso definizione per te il Bellini è? È dolce vita il Bellini, è proprio essere a Venezia, non aver piani per il resto della serata e godersi il calar del sole o semplicemente la giornata, vedere queste giornate che passano, le gondole che ti circondano, certo. senza tipo dire ah scusa tra 5 minuti dobbiamo scappare, no, sì. Tranquillo. Sì. E nel mondo c'è un paese che poi viaggiando ti ha... E nel mondo sono innamorati di questa cosa qui e quindi quando tu dai un pochino il motivo per cui sedersi al tavolo e non avere scadenze, non avere orari, è quello che tu vai a vendere un po' l'esperienza italiana, secondo me, vai a vendere un po' questo concetto italiano di sedersi e parlare e aspettare. Cioè, che è la cosa che ci rende anche unici. che ci rende unici, sì. Bello, ma cosa fai adesso in azienda? Perché poi insomma noi abbiamo appena bevuto un caffè dove praticamente abbiamo già girato una puntata, però sì. dobbiamo rigirarla per il nostro pubblico. Come ti senti anche a portare avanti un'azienda così storica? Poi bellissimo il fatto che insomma tutto in famiglia. Ma come ci sei arrivato? Ma come è arrivato insomma il tuo percorso? Intanto sono carico a pallettoni ed è una cosa che ogni passo che faccio mi appassiona un pochino sempre di più. Io ritengo di essere fortunato 2 volte perché cioè, non mi nascondo dietro un dito e mi rendo conto di essere tipicamente quello che viene definito un figlio di papà, si può dire una roba del genere, sì, cioè nasco con una fortuna, però penso di averla doppia perché una fortuna è comunque sai nascere all'interno di qualcosa che esiste già, che ha una storia, una tradizione, una cultura, eccetera. E l'altra è che amo la mia industry. Nel senso, è divertente. Da qua, cioè, quando eri piccolo, immagino che hai sempre vissuto un disastro perché fa conto che mio padre mi ha obbligato a fare l'università, ma non perché io non volessi farla, ma perché volevo cominciare a lavorare. Ma giustamente, e lo ringrazierò per sempre per questo, mi ha detto, cioè, vai a perdere tempo, nel senso buono, nel senso perché ha detto, se cominci a lavorare a 18 anni, arrivi a 35 anni che... sei stufo. Esatto. E quindi ho sempre avuto una grande passione per questa cosa qui, ma anche proprio perché anche a livello familiare siamo un pochino tutti dentro questo discorso qui che ci appassiona molto a tutti quanti. Quando hai bevuto il primo Bellini? Che tanto? Questo non si può dire non si può dire che dopo c'è nei biberon direttamente. Esatto. E hai qualche aneddoto anche curioso, divertente sulla tua famiglia, insomma, da chi ha creato poi quello che adesso tu hai in gestione? Allora, nasce da mio nonno, che io non ho conosciuto da un punto di vista lavorativo,
perché è venuto a mancare prima che io cominciassi. Dopo sai... Hai vissuto solo la parte da nipote. Esatto, solo la parte da nipote. Sono sempre là che dico, chissà se sarebbe fiero di me, oppure, cioè comunque sono abbastanza, capito, capello ossigenato, orecchino, dico magari se il nonno comunque un po' all'antica magari mi bastonava anche. Però no, sono sicuro che Però sei in azienda, cioè quindi... Sì, sarebbe contento sicuramente della passione che ci metto. Al momento l'azienda è gestita da mio padre e le sue 3 sorelle, quindi loro rappresentano la seconda generazione. Io sono il primo della terza, il primo ad esserci entrato, anche il più vecchio. Ho un fratello, un cugino che hanno 24-23 anni, quindi sono prossimi, più un altro cugino che però è nato dopo il 2010, quindi insomma c'è ancora un po' di tempo. Un aneddoto... L'aneddoto, giusto? Divertente. Beh, Beh, l'aneddoto sicuramente divertente, è un po' una anche delle esperienze, diciamo, delle prime esperienze di cui sono stato incaricato, che è stato il Capodanno in Piazza San Marco del 2014, dove praticamente al tempo l'ex sindaco di Venezia, Cacciari, mio padre prende appuntamento con lui. E gli fa: guarda, io ho un sogno, vorrei mettere il mio bottiglione di Bellini in Piazza San Marco, però costerà una follia, non so se c'è... Cacciari ci pensa un pochino, gli fa: guarda, io te lo faccio fare gratis. L'unica cosa è che tu mi devi offrire il Bellini a tutti i partecipanti di Piazza San Marco durante il Capodanno di Venezia. E quindi uno dei miei primi incarichi è stato mettermi ai piedi di questa bottiglia con tutti i miei amici, i miei compagni di classe. Ci vediamo in piazza stasera. Esatto, invece li abbiamo tutti messi sotto contratto. Box antisommossa sotto il bottiglione. Grande quanto? È una decina di metri, bello, luminoso e tutto quanto, e ci siamo messi ad aprire, perché giustamente non è che poi dalle bottigliette le devi aprire, quindi se guardi bene secondo me ha ancora delle cicatrici sulle mani per aver aperto a mezzanotte del 1 gennaio tutte queste bottigliette di alluminio. E com'è stato poi? Bello, cioè questi eventi qua comunque dove si entra nel proprio tessuto della città, della nostra cultura, è sempre bello. E dopo appunto andando poi invece a quello che è un po' la routine, che definirla routine è abbastanza sbagliato come termine. La parte più bella, divertente del mio lavoro è proprio andare a rappresentare sta cosa, come dicevamo prima, quindi ti trovi anche in posti abbastanza pittoreschi in giro per il mondo a rappresentare questa cosa qui e a portare anche appunto la modalità di consumo, perché considera che questo lo spiego sempre, per noi l'aperitivo è legge, poi figurati, io sono veneto, sai che da noi c'è l'aperitivo anche pre-pranzo, capito? Giusto. E l'aperitivo in giro per il mondo non esiste. Cioè, tante volte, specialmente un prodotto come il nostro, che non è propriamente da accompagnamento, non è mi faccio un piatto di pasta e ci bevo il Bellini assieme, è proprio il tipico Bellini che ti fai, sai, con la patatina e la nocciolina all'oliva. Ed è un momento che noi ce l'abbiamo proprio nelle nostre vene, però in giro per il mondo non è che sia così diffuso. Quindi tu, oltre a promuovere il tuo prodotto, promuovi anche il momento, no? Lo sai che ti stai facendo odiare in questo momento perché? Perché il tuo compito è quello di andare a... Esatto, sì, infatti capirai, detto, esatto, no? capirai. No, dai, adesso a parte gli scherzi, è un bel lavoro, immagino, no? C'è anche la sua parte sicuramente divertente. Sì, sicuramente Scusate, sì. Ti stai facendo un po' odiare, cioè nel senso per quello che hai appena raccontato. Sì, poi in senso buono. non è tutto oro ciò che luccica, no? Immagino. Sicuramente è bello, sicuramente divertente. È pur sempre una gestione di un'azienda comunque da un altro punto di vista. Poi soprattutto, sai, la grande fortuna che ho io comunque è quella di avere, sai, l'azienda familiare, specialmente in Italia, è un tema abbastanza complesso, anche proprio credo io, anche da un punto di vista culturale. Io ho la fortuna di avere veramente una famiglia che mi ha sempre spinto per essere ciò che sono, senza volermi, sai, trasformare in qualcosa. Poi, insomma, è un bel rapporto, insomma. Sì, molto. Poi, cioè, credo anche, sai, di comunque ti puoi prendere delle libertà man mano che dimostri di saper fare qualcosa. Cioè, non tutto è dovuto, anche se si parla di un'azienda di famiglia. Però, sai, è un argomento che mi sta terribilmente a cuore. Anche nel mondo del vino sono dentro attivamente a questa associazione che si chiama Givi, che riunisce tutti i produttori di vino o la gente comunque legata al mondo del vino, per lo più
mi rendo conto che sono dinamiche familiari, giustamente da cultura nostra, e è un argomento insomma molto interessante vedere anche come i giovani si approcciano a un mondo che è quello del vino, che comunque sai è un pochino, per certi punti di vista io lo reputo un pochino polveroso delle volte, perché giustamente voglio dire, ovviamente, insomma, nome omen, eccellenza italiana, cioè qualcosa di grande che va delle volte secondo me preso e considerato, però con delle dinamiche che siano un pochino più attuali, perché insomma il mondo va avanti, è giusto ovviamente che insomma ci si carichi anche con ciò che è stato, però anche pensare a ciò che sarà secondo me è molto interessante. Ecco, esatto, tu diciamo come ti potrebbe dire poi ancora tuo nonno, hai una vita davanti, sì. Però qual è la soddisfazione più grande per adesso che ti porti dentro legata magari al Bellini? Ma sai, io mi rendo conto all'interno dell'industry sono un po' un outsider, perché sono un ibrido, cioè sono un po' food, un po' vino. Mi piace questa cosa qua perché posso, sai, giocare con le scatole cinesi, tipo. La soddisfazione più grande secondo me è quella comunque ma penso che parta, non è costruita sta cosa qua, però la mia piccola soddisfazione giornaliera è quello di pensare comunque di rappresentare una figata e voler renderlo sempre più una figata. So che è molto semplice e banale come discorso, però non c'è nulla di meglio secondo me di credere nel tuo prodotto, credere in quello che stai facendo, e delle volte può anche essere un problema, perché tanti secondo me imprenditori sono un pochino anche troppo innamorati del proprio prodotto delle volte, però è sicuramente una cosa che mi dà grande carica. Tu considera che io ragazzino, sì, non mi rendo ancora conto di quello che mi circonda, probabilmente da sempre mi è molto piaciuto il mondo hip hop, cioè sono grande seguace, e un giorno devono essermi girate le balle, ho detto ma perché Snoop Dogg non ha il Bellini in mano? Allora hai presente, sono quelle puttanate che ti vengono in testa, che però dici non è una cosa che si costruisce dall'oggi al domani, cioè vorrei essere nelle mani di qualcuno, di capito, di una persona che tu reputi, lo so. Sì, di cui sei un grande fan, esatto, un idolo. Ho detto Snoop Dogg, forse non era neanche Snoop Dogg, capito, però era un po' per fare il discorso. Beh, ci arriviamo adesso insomma anche a qualche operazione di marketing. Ah sì, certo. Però alcune insomma le conosco, le ho viste, ma te le vorrei insomma far raccontare. Ok. E quindi sai, è banale, però dico un ragazzino di 15-16 anni, già l'idea di dire io voglio essere nelle mani dell'icona mia che ho da ragazzino, cioè già quello secondo me ti dà una forza, perché dopo ovviamente, cioè per essere nelle mani di Snoop Dogg, che chi lo sapeva, Tommy di 16 anni, che dovevi fare 1, 2, 3, 4, 10, 100, 10.000 e devo ancora arrivarci, capito? Però è quella cosa lì che dici, bene, allora se io voglio essere in quel posto lì, vuol dire che si devono concatenare una serie infinita di cose, però devi cominciare a muoverti, lavorare quotidianamente per arrivare sì, no, a quel punto lì. Sì, quindi è una visione alta e ti permette poi di fare nel quotidiano sempre le cose al meglio, con passione. Sì. Poi la passione insomma la si percepisce, io dico sempre, da come uno parla, no? Un po' da come anche con gli occhi brilla, sogna. Sì. Com'è difficile, adesso parlando prima un po' di tutti questi passaggi di cui parli, com'è difficile per esempio fare un prodotto sempre di una qualità alta in larga scala, perché poi stiamo parlando di un prodotto venduto praticamente in tutto il mondo. Sì, siamo molto presenti, ma guarda, cioè è difficile insomma a livello produttivo il percepito, cioè il percepito io mi rendo conto che è quello su cui poi tutti gli imprenditori sbattono la testa, no? Perché io mi rendo conto, cerco di essere sempre il massimo dell'autocritico, soprattutto quando si parla ovviamente di me, della mia famiglia, della mia azienda, del mio prodotto. Io dico, è un prodotto che comunque si presenta di colore rosa, ok? Dico, cioè, la gente può anche essere in qualche modo da questo colore, può essere molto scettica, dire mamma mia, anche perché poi siamo stati abituati secondo me un pochino male, nel senso che tutti i prodotti alla frutta, se ti piace mangiare bene, se ti piace bere bene, c'è già una distanza di base un pochettino a volte. Sì, perché uno pensa giustamente che tutto sia aromatizzato.
nel senso, cioè, anch'io sono stato ragazzino, anch'io mi prendevo le balle con la vodka alla frutta, e la vodka alla frutta di frutta non ha niente, cioè ha degli aromi che poi nella tua testa rimangono. Io per esempio, quando si parla per esempio ancora più di Bellini, di Rossini, si parla di fragole. La fragola, cioè lo sciroppo alla fragola, le caramelle aromatizzate alla fragola, lecca lecca la fragola, cioè non c'entrano quelle fragole, è tutta un'altra storia. E quindi vai, sensibilizza sull'argomento. No, sì, no, e quindi dico, cioè per me la percezione è la cosa più importante, quindi non importa quanto tu sia distribuito, però devi sempre andare a battere sul discorso che l'attenzione è sulla frutta, farlo assaggiare, fare capire alla gente che la frutta è una cosa, gli aromi alla frutta sono un'altra, quindi a una certa è un disco rotto, capito? Però indifferentemente dalle dimensioni, indifferentemente da dove, in che quantità, in che modalità, per noi la cosa più importante è sempre, cioè, ed è bella questa cosa qua, perché io comunque sono dell'idea che quando io sono contento nel momento in cui una persona ha la possibilità di interagire col mio prodotto, perché io sto lavorando per rendere quel prodotto il più buono possibile e sono sicuro del mio prodotto. Ovvio che prima di avere la bottiglia in tavola devo farglielo capire che insomma c'è un senso nel prenderla, ecco. In che senso interagisce con il tuo prodotto? Io magari soffro di spocchia da questo punto di vista, no. Però dico, io sono sicuro che quando una persona assaggia il mio prodotto poi ne è contento, capito? E già quello è insomma un bello step, perché la cura che ci mettiamo e anche il know-how, perché comunque sai, 35 anni è anche, sai, molto bello, perché tu considera che in questa micro nicchia che io rappresento non abbiamo un role model, cioè non c'è una persona che fa questa cosa, una multinazionale in cui magari, sai, riesco a capire qualcosa da un punto di vista produttivo, riesco a spiare, riesco magari uno che ha lavorato di là, magari me lo porto in azienda e sa come. È un casino, cioè lavorare con la frutta e il vino, cioè è molto complesso, anche perché per un discorso anche banalmente chimico, cioè di bilanciamento. Sì, tu metti assieme una cosa liquida che è il vino, sembra la polpa di pesca che ha un peso diverso, cioè ci sono tante cose che sono appartenenti al nostro micromondo, dove però sai, cioè, c'è una bellezza secondo me anche un po', penso artigianale, che dopo noi siamo un'industria, quindi andiamo contro l'artigianalità da un certo punto di vista, ma c'è un'artigianalità nel voler curare sempre di più un prodotto che non è ancora perfetto, cioè è stimolante. Io dico che 35 anni che ci stiamo dietro, siamo arrivati a un buon livello secondo me, ma ci saranno ancora tanti passi da fare e mi appassiona molto questa cosa. Parlando invece di operazioni di marketing, io so che insomma siete costantemente attenti al product placement. Qual è stata però, andando anche indietro negli anni, l'operazione che l'ha fatto poi conoscere in tutto il mondo, tra virgolette, in un attimo? Beh, tu considera che comunque siamo legati a doppio filo con l'eredità su Rai 1, cioè è un'operazione che va avanti io vorrei dirti 15 anni, portata avanti da mio padre, che continua a starci dentro. Ti lascio solo immaginare un ragazzino di 16 anni, l'eredità, cioè mia nonna guarda l'eredità, capito? Però invece beh, non solo tua nonna, no, cioè, capito, sì, però per lo stesso discorso di Snoop Dogg che ti dicevo prima, capito? Uno a 16 anni vorrebbe un po', sì, di fare, cioè dire cavolo, ma quindi il nostro prodotto è davvero lì, cioè esatto. Mi sto provando ad immedesimare. Esatto, e mi rendo conto come sai, cioè potremmo parlare veramente all'infinito di questo discorso qua, però ti determina un pochino insomma, oltre ad essere bello, oltre ad essere comunque bellissimo vedere il tuo prodotto che è lì tutte le sere, però è un discorso anche cioè, dopo 15 anni, perché parliamo di product placement. Il product placement è un'arma a doppio taglio secondo me, nel senso che tu comunque fai vedere il tuo prodotto all'interno di un contenitore, che non è la tipica pubblicità dove c'è ehi guarda, certo, questa è la bottiglia di Bellini, bevi, buono. Mi piace molto il discorso del bene, si vince il gioco finale e si brinda con una bottiglia di Bellini. Mi piace questo discorso qui. Sì, fa parte di un'esperienza che tu vivi. Sì, e dopo sai, considera che è contestualizzata rispetto allo spot classico, no? Esatto, che e poi ha la magia per insomma storicità della televisione italiana di quel
quel canale lì, essere acceso delle volte, io immagino anche senza guardarlo, cioè io mi immagino le case italiane con la TV che va, capito? Quindi sai, Ed è così. Diventa diventa veramente Un oggetto una familiare. consuetudine, esattamente. Poi ne abbiamo fatte tante, pensa che io ho fatto anche la tesi di laurea sul product placement, perché era un po' il periodo in cui ci stavamo veramente sotto questo discorso qui. Io so di un video musicale. Sì, che ha fatto- abbiamo fatto un video con Ariana Grande, abbiamo fatto in un periodo, sai, in cui era molto interessante secondo me. Dopo, credo che sia stato un pochino, come spesso capita, ci abbiano messo gli occhi un pochino troppi e un pochino troppo forti anche per il mio livello. E dopo secondo me diventa esagerato. Perché tu comunque nel product placement stai andando a disturbare in casa d'altri, ok? Quindi finché, sai, ci entri con un contesto giusto, ti ripeto, sempre per la mia passione hip hop, 2014, 15, 16, che sono gli anni in cui secondo me product placement comincia a nascere e anche a morire di lì a breve. Comincio a vedere certi video musicali dove mi vedo dentro 7-8 brand in 3 minuti di canzone, non in un film. E quindi, sai, bello perché poi, sai, noi abbiamo la fortuna, perché parliamo di marketing adesso, la fortuna infinita di avere una bottiglia che se io da qui ti metto a 200 metri di 500 bottiglie, la nostra la vediamo subito perché è rosa. Sai, con un altro prodotto, con una bottiglia tipicamente nera o verde scuro, per quanto tu lavori benissimo con l'etichetta, con tutto quanto, è una bottiglia nera con Certo. un'etichetta. Noi abbiamo una bottiglia che, anche se c'è come in Ariana Grande, cioè nel senso che dopo ti faccio vedere il video, bello, però cioè, si parla di secondi, perché è un po' quella cosa lì. Dopo, sai, per fortuna c'è un prodotto che risalta bene e di quello sono contento. Perché proprio Ariana Grande? Com'è nata questa Ma collaborazione? è nato in realtà con un'occasione, fondamentalmente. Manca lo sponsor all'ultimo secondo, beverage, c'è uno spazio, la gente nostro passava di là, aveva una cassa di Bellini, ma dai, riusciamo a farlo al volo? Sì, e fatto ancora prima di decidere di farlo, cioè nel senso, Sì, è stata molto... esatto, quella in particolare è stata abbastanza così. Chiamiamola amatoriale, ma in senso buono, cioè Sì, un po' una botta di culo spontanea, anche. dai, Sì, spontanea, un po' spontanea. fortunata. Un po' tutto, un esatto. Altre invece sono stati ovviamente messi giù dei contratti per far vedere il prodotto in certi momenti, in certe inquadrature, in certi momenti del film. Beh, parliamo anche di qualche film, perché so sì. di qualche film internazionale, se vuoi dopo. Sì. Abbiamo fatto dei film. Dopo, sai, è un po' la bellezza e il rischio del product placement, che tu fondamentalmente stai giocando all'otto. Nel senso che ci è capitato diverse volte di aver fatto degli investimenti in dei film che poi sono stati un pochino più sfortunati, mentre ne abbiamo rifiutati degli altri che poi si sono rivelati dei successi. Purtroppo l'industria del cinema non ha un po' quella cosa che secondo me è l'industria della musica, dove se domani ti fa l'album nuovo Drake piuttosto che Taylor Swift, Comunque un minimo di garantito ce l'hai. Esatto. I registi, a meno che non si parli veramente di quelli intoccabili, però quelli intoccabili sostengo che non debbano fare neanche product placement da un certo punto di vista, dipende dalla distribuzione, dipende da come è stato recepito il film, cioè ci sono tante variabili e rischi anche di farti degli autogol, secondo me, delle volte. Un esempio di un film che poi è stato un successo magari. Io so di Notti Magiche di Sì. Paolo Virzì e poi... Ne abbiamo fatti abbiamo fatto un po' di esperimenti, dopo ne abbiamo fatti parecchi, però sono tutti, vorrei dirti, 2012-2016, Ok. perché era proprio l'anno in cui comunque ci piaceva, aveva un rapporto qualità-prezzo secondo me interessante anche per ciò che era al momento. Che poi è anche un discorso di mercato, no? Come dicevamo, Sì. In alcune cose, in alcuni esperimenti, appunto, è un esperimento, sei uno dei primi e lo fai con determinate condizioni, poi cambia tutto. Cambia perché tutto, Si cambia avvicinano tutti, cambia l'interesse, cambia il mercato, arriva qualcuno che regolamenta, cioè... Sì, esatto, noi ci siamo trovati in quei 3 anni di comunque, cioè facevamo anche abbastanza di nascosto, diciamo, guarda, abbiamo Finché va bene. abbiamo un paio di contatti che ci dicono le cose carine da fare, l'abbiamo trovato interessante, ci siamo sempre buttati su, diciamo, come idea la commedia italiana o comunque l'easy watching, cioè che un po' rappresenta il
nostro prodotto, no? Qualcosa di culturale. Il film di Virzì, per esempio, è stata una trovata simpatica perché ha un lasso temporale comunque indietro nel tempo, è ambientato 30 anni fa e 20-30 anni fa eravamo già presenti con il nostro prodotto all'epoca, e quindi il nostro pensiero è stato quello di dire: mettiamo il product placement con la nostra etichetta del tempo, perché dà anche una sensazione poi di storia e allo continuità. spettatore di continuità all'interno della cultura italiana. Poi insomma si parla anche di un'epoca bella, si parla di Notte Magiche, Roma, no? Cioè, quindi c'è un po' tutto quel discorso là. Penso sia un discorso proprio di associazioni, no? Più che, prima dicevi, da capire, abbiamo gestito delle richieste poi di film che sono andati bene, alcuni sono andati male, però mi metto io anche da esterno, quando penso si crea un'opportunità di inserire Bellini o comunque uno dei vostri prodotti all'interno di un film, forse vado a vedere non tanto il film da chi è diretto, beh certo, una minima sì, da chi è diretto, gli attori, il cast eccetera, vado a vedere più che altro in quali scene e in quali contesti. Sì, no? Sì, cioè, sì. Dico sì, inseriamolo, ma dove? Cioè, dove gli attori sono, cosa stanno facendo, che situazione c'è? Certo, no? Perché certo. poi è quello che secondo me ti ricordi di un prodotto o di una scena associata poi a... No, perché a giustamente Bellini. tu devi comunque dare ed è questo secondo me Perché in quei 2 o 3 secondi, scusami, ti giochi poi il percepito e il ricordo di chi guarda, no? Certo, ma è come, cioè, io non posso in un film mettere il cameriere del ristorante tristellato che chiede se i signori vogliono bere il Bellini, tira fuori la bottiglia di Bellini che è in grande distribuzione, cioè non avrebbe un senso logico. Infatti la commedia chiama un po' la casa italiana, tutti i nostri inserimenti sono stati fatti magari in delle gag o in situazioni comunque come c'era la famiglia a tavola, dove c'era insomma una situazione che poi si è dimostrata tante volte ad essere reale. Quindi insomma questo è quello esatto. Che volevo dire. Senti, invece progetti futuri tuoi personali, o perché prima nel caffè che abbiamo bevuto stavamo sognando in grandissimo. Noi come Eccellenza Italiana, ma poi soprattutto te con l'azienda, ma progetti futuri tuoi? Guarda, ti dico la verità, è un bel momento, perché comunque globalmente c'è una grande attenzione sulla nostra categoria. Sai, come ti raccontavo prima a proposito del discorso che non abbiamo un role model, magari il role model lo saremo noi in un futuro, vai a sapere. E quindi sai, se tutto il mondo sta prestando attenzione a una categoria che sta esplodendo adesso, che è quella dei ready to drink, noi ci siamo da 35 anni e io voglio farmi forte di questo fatto qua, voglio essere avvantaggiato, devo sfruttare il mio vantaggio, se no ero qua da 35 anni a far cosa, se no. E progetti futuri, guarda, sai che mi conosci da 2 ore, ma insomma avrai già capito che mi piace sognare in grande, quindi insomma seguitelo. no, quello... no, seguite ovviamente tutta la tua famiglia, tutta la tua azienda. Ti chiedo però, così piccolo spoiler, se puoi farlo, se è in cantiere qualche variante, qualche novità. Ma guarda, sul prodotto proprio. Siamo sempre alla ricerca noi perché è quello che facciamo, di eccellenze lato frutta, perché ci piace valorizzarle da questo punto di vista. Ci siamo buttati l'anno scorso sul zero alcol, che anche quello è un concetto di cui potremo parlare a lungo, nel senso che perché c'è questa esplosione dei ready to drink? Perché io vedo che la nuova generazione non beve più tanto, o perlomeno beve tutto concentrato il sabato, perché bisogna andare in discoteca, bisogna così. Non c'è più il gusto delle volte di, non so, bersi un bicchiere di vino perché è un buon bicchiere di vino che è molto banale come discorso. L'Alcol Zero è stato il nostro ultimo progetto che abbiamo fatto sul versante degli aperitivi, che è interessante. Non mi aspettavo di vedere subito dei volumi, anche perché
comunque consideriamo il fatto che in Italia queste bolle fanno molto fatica ad arrivare, se arrivano, è un discorso un pochino più globale questo. Non mi aspettavo da subito dei volumi enormi, perché comunque è un'alternativa zero alcol di un prodotto che ha 5 gradi alcol, quindi insomma partiamo già da un... Siamo comunque vicini, dici. Siamo già un soft drink da un certo punto, no, soft drink no, perché zero, siamo già comunque, abbiamo già un basso livello di alcol, e il prodotto zero è un'alternativa che sicuramente comunque ci ha fatto vedere di avere sicuramente del potenziale, e chissà il futuro cosa ci riserverà. Senti, ma un consiglio al nostro pubblico che lo definiamo giovane e curioso, per chi si approccia magari un po' più anche al mondo del vino? È un mondo che secondo me delle volte si chiude un pochino a riccio, perché ogni tanto è un pochino snob, secondo me. A me piace fare, anche aiutato dalla tipologia di prodotto che faccio, ma mi piace un po' fare l'outsider di questo mondo qui, perché a me piace che, se lo vogliamo rendere, nel mio caso ha un senso rendere il mio prodotto pop, perché nasce pop proprio per definizione, ma se il mondo del vino vuole aprirsi a un pubblico più vasto, secondo me sarebbe il caso di andare a facilitare il consumo, andare non lo so, io mi chiedo sempre com'è possibile che delle volte provo a ragionare come se io non fossi io, e dico faccio tutt'altro nella mia vita, vado con una ragazza a fare un date a un ristorante e mi portano la carta dei vini, cioè metti in imbarazzo sta cosa qui, se tu non sei una persona che è minimamente in questo ambito, trovi un sacco di parole che non conosci, ti tari per lo più sui prezzi. Arriva il cameriere che ti fa assaggiare questo goccio di vino, tu magari non sai niente, cioè, lo assaggi, cioè, a quanti è successo? Buono, sì, a tutti. E quindi, non so, dico, cioè, delle volte non è tanto la gente come fa ad appassionarsi, ma dico, ma perché ogni tanto non siamo noi più ospitali? Cioè, nel senso, perché un ristorante, per quanto, sai, possa essere di alto livello, non può dire, oh, oggi facciamo da mangiare le busiate col pesto trapanese. Dico, cioè, scrivi te quello che ci può stare bene, ma metti anche magari un range di prezzo più basso, uno un po' più alto, ma dai direttamente tu un consiglio, vai incontro, dato che sei te che fai le decisioni. Aspettare che una persona arrivi al ristorante o anche banalmente allo scaffale di un'enoteca o di un supermercato, e su cosa ti basi? È difficile come concetto, infatti dopo è giusto che tanti vadano a insistere sulla comunicazione, sul packaging, però fare un po' di didattica in maniera un pochino più terra secondo facilitare, me, noto che facilitare secondo me assolutamente sì. Piace. Ci sono tante persone che ne conosco, che stanno approcciando questo mondo in maniera molto più easy, vanno ascoltate quelle persone lì, secondo me. Ci sono delle scuole però invece, parlando proprio anche un po' più di istituzioni valide per formazione. Non fraintendere il mio discorso, nel senso che dopo, se una persona vuole prepararsi sul vino, cioè le strade sono quelle, cioè devi intraprendere un percorso da sommelier. Ci sono anche le vie di mezzo, nel senso che uno non è che deve a tutti i costi sapere vita, morte e miracoli di tutti i vitigni del mondo o non saper nulla, cioè dico, anche avere un'infarinatura generale proprio per andare a fare il date con la tua ragazza al ristorante, dire mi piace questo qua, assaggiamolo. Sì, ti aiuta, cioè, anche a essere in certi contesti. Non è più difficile di così, esatto. È l'ultima bottiglia di Bellini che puoi bere. Come e dove scegli di berla? Questa è la domanda a bruciapelo che arriva sempre. Infame anche da un certo punto di vista. Beh, può essere poi di ispirazione per tutti. Sì, l'ultima bottiglia di Bellini, se è possibile, perché a un certo punto mi chiedo anche se sia possibile, è proprio berla in un momento, sai, tipo di tranquillità estrema, con la persona che ti decidi che sia la persona giusta per te, che può essere una relazione, un amico, cioè una persona che ti porti avanti nella vita, dove che, torniamo se vogliamo al discorso che in realtà quello che io vado a vendere, cioè bersi la bottiglia di Bellini senza aver pensieri, forse è la cosa che io faccio di meno nella mia vita, perché poi penso sempre, mi piacerebbe bere una bottiglia di Bellini
senza star lì a vedere, ma chissà se sta andando bene, chissà che progetti potrei avere per il futuro, bim bum bam, destra, sinistra, mail, controllo, eccetera. No stress. No stress, vorrei berla senza stress. A parte tutto, ti ringraziamo davvero per tutto quello che hai raccontato ai nostri microfoni, per la storia piena di fascino e che fa parte anche del nostro paese. Continua a sognare in grande, come ci hai fatto capire, speriamo che questa storia abbia avvicinato anche molti dei nostri ragazzi e ragazze, o insomma chi ci ha ascoltato e guardato. E ti ringraziamo insomma per essere stato qua con noi. Seguitelo, Tommaso Canella. Grazie, grazie a voi ragazzi. Responsabilmente. Responsabilmente, però sì. A presto, grazie. Grazie mille. Ciao.